Eccoci qua, siamo tornati insieme al nostro Davidone. Ciao ragazzi. Questo speciale pesca nella City. Dopo la Foce di Genova siamo in un'altra città, la città di Rapallo quest'oggi. Uno speciale, una città per me nuova per quanto riguarda la pesca. Io e Davide viviamo in questa città, ma per me è la prima volta. Mi affido al mio carissimo amico. Metteremo a confronto due tecniche differenti, più che altro due tipologie di esche differenti, Sì. esche naturali e vermi. Cerchiamo di passare 3 ore tranquilli e scopriamo insieme un po' questo spot che si nasconde in questa città così. Speriamo bene, dai. Speriamo. Ciao ragazzi. Adesso c'è la ripresa di te che ti addormenti piano piano. La mando velocissima. Ok. Allora, nel reparto esche di quest'oggi faremo una pescata con esche naturali per il nostro Davide. Ciao ragazzi. Adesso qua che sta preparando da buon cuoco qualcosa di bello e buono, un innesco con tante cozze probabilmente. Adesso vediamo se utilizzerà poi il guscio o meno. Sì. E per quanto mi riguarda io andrò sul classico, per me è la prima volta qua a Rapallo, americani e coreane. Ho dei bibi congelati di coffa che poi andrò a scongelare un po' con l'acqua di mare, quindi esche vermi contro esche naturali quest'oggi. L'amo. Eccolo qua. Eccolo qua il mio innesco di quest'oggi, americano. Ho trovato nella scatola un americano senza coda, quindi lo riutilizzo subito. Due coreane belle grosse, filo elastico, codine libere abbastanza abbondanti. Questo è uno dei miei due inneschi. Sull'altra canna invece partirò con un americano intero. Questi saranno i miei primi due inneschi contro le cozze di Davide. Eccoci qua partiti 6:30. Ne abbiamo approfittato del fatto che gli stabilimenti devono ancora aprire, siamo riusciti a entrare, ma questi sono stabilimenti privati che tra poco chiuderanno, quindi ne approfittiamo. Questa si è mossa? Quale? Questa qua?
qualcosa? Sì? Dimmi se ti serve? Allora mi fai gasare. Sì, anche secondo me. Cazzo, doppietta, porco Dio. Che bello! Due pesci in canna, cosa vuoi di più? Attenzione, doppia tocca i miei primi pesci di rapallo, una bellissima, Doppietta per Joe, grande Joe. una bellissima triglia di scoglio su l'americano con la Corea, Un bel triglione tra l'altro, facciamo vedere. bellissimo, e una mormora su un americano. Adesso speriamo un po' di vedere un po' qualche tocca cattivissima sulle esche naturali. Partiamo bene. Eccolo qua, il terzo innesco, bibi di coffa scongelato, un po' morbido, purtroppo ho perso tanto liquido e l'avevo già utilizzato in una scorsa battuta, l'ho cercato di salvare congelandolo. Diciamo che siamo a un 50-50 di durezza, ma cerchiamo di farcelo andare bene. Abbiamo un po' aggiustato con un po' di filo elastico nella parte, diciamo, dove carica il peso. Ci proviamo. 2 fratto 0, 0,28 fluorocarbon, terza canna. Sempre sull'americano, lascio recuperare il nostro Davide, ci godiamo questo tramonto dietro di lui meraviglioso, amici. Terzo recupero, terzo pesce differente, questo rapallo ci sta regalando tanta biodiversità, un pagellino sull'americano. Dopo la mormora, la triglia, un terzo pesce viene a farci visita. Siamo qua nel reparto cucina mentre il nostro Davide si prepara un altro innesco con la cozza, che tra l'altro sono completamente sparite le esche di Davide. Sebbene mette 3-4 cozze, Non abbiamo visto niente. nessuna tocca, ma sono completamente sparite. Adesso ho ripreparato un attimo il mio bibi di prima, non mi convinceva, ho reso un attimino un po' più appetibile il bibi congelato con 2 coreane.
po' più succose, di movimento, un'esca bella e impegnativa. Eccoci qua con questo bellissimo tramonto alle spalle, veramente uno spettacolo meraviglioso, praticamente un lago, una tranquillità unica, silenzio surreale. Abbiamo visto un barracuda passare qua sotto, quindi ci fa ben capire quanti pesci differenti possa racchiudere questo porto, chiamiamolo così, una cittadina di Rapallo che è praticamente un porto con tante piccole insenature dove fermarsi a pescare, poter pescare. Un barracuda enorme sotto le nostre canne. Adesso vediamo un attimino se riusciamo a fare un vivo, lo buttiamo subito sotto e vediamo un po' come va, amici. Cala sole, parte l'americano, una sfrizionata potentissima. Guardate bene la mia mano non è esattamente piccina, veramente un bel fragolino. Adesso lo esamiamo. Attenzione, tocchettine su tocchettine, americano, doppia Corea, non si smentisce. Un'ombrinetta piccolissima che ci fa ben sperare per il futuro. Adesso la slamiamo velocemente e la ributtiamo in mare. Veramente stupenda. Suonano le campane delle 9. Purtroppo la nostra pescata per via del coprifuoco è ridotta, 3 ore sono andate. Adesso ci facciamo quest'ultimo spezzone, tutte e due le canne di destra con americano, doppia coreana per fare un po' di volume, perché pesciolini, mormorini e pagellini non mancano, tante tocche, quindi ho fatto un po' più di volume. E sulla mia sinistra ho lasciato il bibone, sempre accompagnato da una coreana, anzi doppia coreana, a fare un po' di movimento visto che era congelato. Un Rapallo sicuramente divertente. Quest'oggi ho portato un po' di surf casting, un'attrezzatura forse un po' troppo pesante, ma è andata così. Uno spot che ci permette di pescare anche con attrezzature più leggere da leggering o comunque telescopiche, piombi scorrevoli, non abbiamo grandi necessità. Il fondale è praticamente sempre pulito, tanta sabbia, tanto fondo, possiamo veramente sbizzarrirci in questa città che come spot non è niente male. Eccoci qua amici, battuta terminata anche questa volta, scoperta del Levante Ligure che ci porta nella bellissima Rapallo, una cittadina conosciuta da tantissimi. Rapallo che mi porta alla mente un termine, rappalizzazione, un termine nato negli anni 60 dopo il boom economico per la forte urbanizzazione appunto di questo paese. Forte urbanizzazione che ieri sera non si è sentita assolutamente, anzi ho sentito una grande pace, veramente un ritorno a sentire un piacere quasi nel pescare, una tranquillità, un Rapallo che regala tantissimi spot differenti e tante zone differenti che spero di farvi vedere poco a poco. Comunque uno spot che consiglio. Adesso andiamo incontro alla stagione balneare, la stagione estiva, quindi tante persone, stabilimenti, un po' più di difficoltà, ma sono sicuro che potrà regalare qualche spot interessante comunque. Ringrazio tantissimo il mio amico Davide che ci ha fatto compagnia questa sera. Saluto tutti gli amici di Rapallo che seguono il canale Surfcasting GBT Liguria. Continuate a iscrivervi, a seguire il canale perché le avventure amici non finiscono mai.